Questa è storia d'amori e prepotenzi, una storia di due innamorati che patiscono pene e sofferenze per colpa di utenti sciagarati. Sposi promessi, promessi sposi, tanti gli spini, pochi le rose. Il due renzino fa un contadino, lei è Lucetta, fa la servetta. Sposi promessi, promessi sposi. Questa è la storia di Lucetta e Renzino. Ascoltati come vanno di cose e vedete lo sciano destino. Onde stai questo? Dai, tu policci. Supponiamoci insieme, va. I bravi! Che siete? Ancora. Mi stavo dicendo che sei bravi. Ma bravi a fare chi? Donna, noi siamo i bravi di Don Rodriguez. Visconti di Mendoza, di Siviglia, di Castiglia, Duca di Bronte, i Maletto. Marchese di Petrovia, Soprana e Sottana. Sottana io mamisi. Ma che vuole tutta sta gente? Dobbiamo parlare col vostro patrone, Don Abbondio. Chiamatelo! Oh, Ma che siete su, dai? ma quale sutta? Non vedete che sono io qua sopra? O volete chiamare Don Abbondio, sì o no? Don Abbondio, non c'è. E va bene, voi chiamatelo lo stesso. Oh, basta, stai dicendo che non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è. E onne. Buoni! Ma che caccio io? Dico, ma chi c'avete da dire? Non sono affari che vi riguardano. Ritiratevi. Ah, Ritiratevi, ritiratevi. va bene, dico che volete accomodare in sta casa. No, no, grazie. Grazie. Prego, come volete. Oh, che sonda completa. Io non c'è. E se non bene che facciamo, Aspettiamo fino a quando non si ritira. Già, e se non si ritira? Oh, abbiamo l'ordine di trovarlo vivo o morto. E se troviamo morto? Come ci parliamo? Vero è. E allora che facevo? E niente, io potevo solo aspettare e sperando che se lo cogli vivo. Sì. Cai, stai là. Vivo? Sì. Vivo almeno per ora. Campo vecchio Facciamo le mani, Don Un Abbondio. signore l'accompagna con bastone e con una canna. Don Abbondio, noi siamo bravi. Ah, bravi, santi e beneditti. Io benedico vostro in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Io vedo, no? Non ci siamo capiti. No, non ci siamo capiti. Noi siamo i bravi del Don Rodriguez. Mi chiamano il Don Rodriguez. Don Rodriguez, proprio lui. Bravo. No, io non sono bravo, io sono un povero curato di paesi. È bravo. Dalle, come ci stavo dicendo all'amico To, io non sono bravo. Oh, ma facevo magari spiritosi. Favo spiritoso. Bravo, bravo. Dunque, mettiamolo d'accordo. Uiamoci, quei casini. I bravi. E io sono il curato, piacere. Piacere. Piacere, piacere. E ora mi volete dire chi è che volete? No, auge. Niente. E allora facete i bravi e gli devi in casa. No, auge niente.
Ma il nostro patrone, Don Rociquez, ci deve fare una preghiera. Una preghiera a me? Se ossia per caso domani avesse a celebrare un matrimonio fra un certo Renzino E una certa Lucetta Renzino. e Lucetta Lucetta. Può essere. non può essere. Perché non si chiama più Lucetta? Per chiamare si chiama Ma Lucetta. è sto matrimonio che non può essere. In che senso? A Ramon Chiaro, ossia domani sto matrimonio, non fa. Vabbè, lo facciamo dopo domani. Manco. Allora facciamo domenica prossima. Sto matrimonio non si fa né domani né dopodomani e manco domenica prossima. E quando allora? Mai! E perché? E di chi? Boh! A così mi disse il nostro patrone, Don Rodriguez, e a così noi ci stiamo dicendo a vostia. No, e come fate? Che ci dica di la Rose? Cadde vostri. Non è che per vostia, per caso, ci volesse fare uno sgarbo a Don Rodriguez. Io ho scarpato a Don Rodriguez, quando mai? No, dico perché se puta caso ossia ci volesse fare uno sgarbo a Don Rodriguez. Ci siamo capiti, vero? E allora, mezza parola, punto, e basta. Che cosa ci dobbiamo riferire a Don Rodriguez? Che ti ha visto racciuncare tutti e due gli anni. Che cosa? No, dico che mi ha visto racciuncare gli anni se è fatto sto matrimonio. Dico, salutati mille assai a Don Rodriguez, Oh signoria sarà servito non può scordare, dico. e non si scudasse manco ossia. Che cosa? Sto matrimonio non si fa. Sì, figlio, certo che non si fa. E naturalmente senza parlare con noi di questo discorso, perché se no ci siamo capiti, vero? Siamo capiti. Cominciamo a raccontare poi. Se volete cantare ancora, muto e pipa, baciamo le mani. Picchi, ma ci sono voci che succedeva? No, dico, non Ti si- sembriamo, è vero? No, Ma io- mio, non mi state ricogliendo! No. Capite che facete voci? No. Ma che succedeva, si può capire? No, non fa Ma chi è capite? che era sul ponte. Scendi, sconcludo, scendi. Prima è da marcia, che è successo? E scende risulta! No, scendete sopra che è me. Mi sento male. Andate male! No, io mi sento male, ma voi ci sentite malissimo. Io buona mi sento. Aspetta, non mi facete incazzare che oggi non è giornata. Non posso sapere chi è che ave. Cominciamo da capo? Mi sento male. E ci credo, santo cristiano, ma sia, perché se ne va sempre tanto schifio di podia, o taglioni, gli è dannifico, ci fa male, e a voi sarebbe avuto una ripanza. Camminare che vi faccio una piccola acqua cogliota. Non hai bisogno d'acqua cogliota, basta questa acqua cogliota. E va bene, ma stai muta. Vabbè, no. Ma non è meglio che sta figlia la picchietta da compiuta? Io ci metto magari da loro. Non ne voglio. Poco fa vennero due carosazzi. Ah sì, ci parlavo sia. Lo sapete voi erano? No. Due bravi. Così ne dissero, ma cara mia. Ma passero veramente due bravi carosi. Due bravi, due delinquenti, due figli da panara erano, capisci? Ah, vero? Sì. Oh, ma non parevano denti.
Ma no, Don Rodriguez. Ah, Don Rodriguez. Tu dici tu spagnolo che fa un bacino paese? Calmo, posso dire più netti. Ma chi è che vuole che isso dove sia? Vedessi che non posso parlare, perché se parlo allora... Ah, allora chi è? Che faccio? Tu non lo corpa? No, Appunto. ammazzo. Sì, va bene. Ah, dico, chi non sa risca mu tocca stu Don Rodriguez che poi... Lo facciamo quattro fate. No, dico, non mi volessi sconzare sul divertimento, ma non invece non ci trovavamo l'acqua. Oh, stu disonesto, ma se può sapere chi è che vuole? Mi disse che non posso parlare. Don Antonio, mi puntassi subito fatto, allora io stasera non posso dare. E se fu punto io dormo per sempre. Oh, io dico, a mia, proprio a mia, a te e tua vostra, non ci volete buttare i letti? È proprio con voi per canto. Ma perché? Forse pensa che trattandosi di una cosa così sdelegata, io mi metto a fare cottiglio paesi? No, quando mai? Ah! Noi ci banniamo, non è chi siamo toccate! Avete robe bagnate? Chi sta tutta tuppata? Ma quale roba bagnate? Ma io a qualcuno ce raccontare, molto per molto ci ho punto. Don Rodriguez, un vinto spagnolo, mi ha minacciato di morte se faccio sto matrimonio. Non vuole che faccio sto matrimonio fra Renzino e Lucetta, capisco? Oh! E capi chi? E picchi, e che ne saccio? Avete capito ora perché mi sento male? Oh, ma è curioso forte questo, ma io dico a tu, che ci interessa se sto caro si marito oppure no? Vuol dire che ci interessa. Ora mi raccomando, contateci a tutti. Ah, certo, perché io la svergognare davanti a tutto il paese sta cosa saputosa. Dico, allora non avevo capito niente. Mi volete per forza morto se parlo allora? Ma allora possiate pensate fare, dico, perché non ci stampare una bella querella? Ma quale querella, datemi, ma io devo accuccare, ma volete morto per forza, ma io devo accuccare, va. Va bene, io mi occupo. Però vedessi che prima ci preparai tu così, cioè di leggeri. Un piattetto di lattuchi, tu molicciare lo studi, dove picaci cipolla e accioi salati. Ma- Ci faccio l'ora e me lo cuoco. Non mi contate niente perché non mangio. Ma Don Antonio, scusa mia, non si facesse impressionare di sto Don Rodriguez. Ossia ora, mangia, se bevi un bello bicchierozzo di vino, sa fa una bella ronfata e domani mattina pensa a Dio. Andate bene, fatemi dire le orazioni vespertine, buonanotte Perpetuo, buonanotte. E va bene, allora che fa? Ci faccio una ticchietta della compiuta. Minchia, questa computer, Buonanotte, andate bene. buonanotte. Buon tempo e brutto tempo non dura sempre un tempo. Di Venere e di Marte non si sposa e non si parte. Don Abbondio, Oh, Renzi, ma gli uffici se tu montavo fuori? quello può dormire. E questi tempi che corrono. Don Abbondio, lo sai che manco io stanotte posso dormire? Perché? Che ti è successo? No, che mi è succedere? Niente. Beato tu, Che sono troppo emozionato per poter dormire. emozionato. Ma da certo, nella vita, una volta solo uno si marita. Non è uno va 12 matrimoni all'anno. Scansatemi signori, è peccato. Appunto, un matrimonio basta e ne avanza. E certe volte non si può fare manco chilo. Non ho capito. No, dico che certe volte non si può fare manco chilo, i tempi che corrono. Ma veramente, io ho un cavallo ormai, Lucetta, e
e fai a maniera. Un pane, sicuro non ne manca. Qual è il problema? Zio, come fai facile? Don Abbondio, ora mi dicesse una cosa. I giuri alla sposa, se portano in chiesa, o va pure ce l'hai in mandare a casa. Per me è una corona. Ma che dicete, Don Abbondio? Dico, la sposa, di regola, non deve avere i fiori. Ora io volessi sapere voi, visto che così siete pratichi i matrimoni. Io, e cosa ho male da domani? Ma, Don Abbondio, che facessi? Vi confondisco. Io dico, la sposa di regola deve avere i fiori, giusto? Ora, avete un babbio voi stasera? No, io ho un babbio, io no, non è il babbio, tu l'hai il babbio. Don Abbondio, ora mi diceste una cosa. Dico, i giuri che faccio? Ci vanno a casa oppure no? Che cosa? Ci voglio fare un mazzo di salaniere. Magari tu. Ma che siete ubriachi? Dico, i giuri ci vanno a Lucetta, no? Comunque continuate a dire le sue orazioni. Io sapevo che faccio, ma ne vai. Ne vedremo domani la mattina. Io avevo qualche appuntamento. Mi pare che stasera così hai un po' più davvero. Domani dici un punto di sogno davanti alla chiesa. A fare chi? A pigliare un antiche sole. No, che poi ti scattivo ci rivedi. Come ci rivede, mi sta facendo scattiare stasera così. Ma se vuoi sapere ieri, Ave. Io niente, lei avete. Ma che sai, mi state parendo scialunato. Facciamo una cosa, va. Si sa cuccare, che lo voglio bello, arzillo per il mio matrimonio. Renzino, mi pare a mia che io domani non ti marito. Con poesia, ma che c'entra poesia? Io con Lucetta mi maritare. Io non mi Mi ricordo. pare che ora un bambino lei tu. Oddio, ma ora sta parlando serio. Tragicamente serio, Renzino. Dico, domani hai un funerale. Dico, che ti vuoi maritare? Un motto in mezzo ai piedi? Ma perché quello io? Ancora no. E allora? E allora, che ne sai tu di diritto canonico, eh? Ubi maior minor cessat, dico minor cessat, e non ti dico altro. No, ossia invece mi deve dire altro stasera. Che da dire? Che sei ignorante, sprovveduto in materia. Che ne sai tu delle indagini per scoprire il colpo del reato? Fu, non fu, sul mucciao, chi ha sotterrato le carte? Ah, i gatti! Ma se già me ne fece una ventina di chila, ancora gatti ci vogliono. No, non dico che ci vuole ancora carte, ma guarda che fai. Dammi una quindicina e vediamo che cosa si può fare. 15 giorni, facciamo 2 mesi magari. Buono sarebbe. Ma dato che tu hai procurato maritare, No, io ho marito domani. e dalle domani non è possibile, Renzino. Non appoggio, ma secondo voi sia io questo mio cretino, Ma ignorante. ignorante. Ma parliamo di chiaro, va ora. Ma che c'è sotto? Giochiamo a carte scoperte, vai. voglio! Ancora non sai aiuto a curcare! Ora stai venendo, buonanotte Renzino. Ma vale buonanotte, e poi sia se non lo dice era così. Renzino gioia, lascialo stare a sto meschinello, che non ci rasi denti in non ave colpa. Non volete stare avuta disgrazia? No, parlate invece, torna per pelo, ma se la colpa non è a suoi, che vuoi allora? Non saccio, non posso dire niente. Ho fatto è che in mondo ci sono certe onesti, certe cose fedose, lasciamo vedere, vai. E allora? E allora ne vediamo domani che è meglio. No, parliamo subito. Cosa si disoneste, queste cose fedose, ma cosa sono? Ma dico, che mi vuoi, morto? Don Abbondio, vai. Qui è chi sto che non vuole io mio marito. Renzino, se parlo mi ammazzo. Ma perché se non parla così è convinto che resta vivo? Don Abbondio, non mi facesse incazzare ora, ma qui? Uè, don Don Ciccino Ugo di Aro, Don Rosario Ugo Regamotti, Don Rodriguez! un spagnolo. Un spagnolo mi ha minacciato di morte se fosse su matrimonio. Qui lo dico e qui lo leggo. Ora mi raccomando, non farò faccio, non ci diranno nulla. Che mamma Dio,
quale motivo Don Rodriguez non vuole che ne vada? Ma è un delinquente per davvero questo. A meno che Lucetta non fece colombrina così. Ci avesse a credere. Ma guarda che bella lista, guarda che bella. E se vai uno spagnolo che ci domanda spiegazioni? Chi di prima fa dare una gran fracata di bastonate e poi uno sto rupo di scala? No, meglio votare, meglio. Don Agnese. Che ci fai, castoraio? Vi devo parlare? A confusarsi. No, per ora voglio parlare solo con voi. Ma aspetta, quando parli italiano mi fai preoccupare. Che è successo? Niente, il signor Don Rodriguez non permette che la signorina Lucetta si marita col qui presente Valentino. Non lo sì, questo. E cavecchi? Un vecchio domanda a voi, ma soprattutto a vostra figlia. Oh, senti giovanotto, che sente dire? Niente, mezza parola e basta. No, ti consiglio di dire magari la usamenza prima che mi si dica buona, eh? Avanti. E allora ci dico tutta, bella e chiara. Voi sapete che penso? Guarda testa che mi compro a dire sta subito. Penso che la signorina Lucetta in qualche modo ci tese conto spagnolo, il quale ora impedisce il matrimonio e facendo uno sfregio a me, a Lucetta, sa figlia. Ma che stai dicendo? Che significa sto discorso? In poche parole, In poche parole. ci faccio un riassunto. E falli. Vostra figlia è una tappanata. Me figlia è... Lucetta! Mamma? Bene, cade gussa! Mamma? Lenzino? Ma che su si faccia? Lasslini, faccio un riassunto magari. Tu sei una tappinata. Ma in che senso? Nel senso preciso di tappinata. Ma non sono ormo, ma che scimonito dove il capo? E tu non ci dici niente? Io resto in trepida attesa di una tua spiegazione. Ma c'è, quando parli italiano mi fai preoccupare. E dopo ti saprò dire se sei tappinata oppure no. Parli tu o parli io? No, parlate voi che siete amati. Un spagnolo, Don Rodriguez, non ti vuole fare maritare. Qual è il motivo? Ne sai cosa tu? Ma in che senso? Oh, l'hai caputo? Tu cosa fai tu? Sei impedita a Don Abbondio di fare vostro matrimonio. Replico, dunque, tu ne sai cosa? Quanto sogno disgraziata! Quanto sogno malasultata! Ma io ho l'impressione che qualcosa sapete. Mamma, sogno una disgraziata! Non hai fatto niente di male, mamma! La settimana passata era a fare su Bizza una baronessa Carascioni come sempre. A un certo momento venne Don Rodriguez e domandò di parlare con il barone. Io ci disse gentilmente di tornare più tanto, perché un barone in tanto momento non era in casa e che anzi io era sola. E io, invece di risine, cominciavo a sconcigarmi. Ma lo sapete che tu sei una bella muchachita? Tu mi hai fatto perdere la capezza. Ieri ci faceste vedere. La capezza a testa! Ma sei sicura che parlava con te? Ma se erano solo io e tu!
Ma come finito? Ma come vi a finire? Perché io ci disse che non stava buono parlare in questa maniera. Che appunto, Bravo, bravo. Ma per tutta risposta, e tu sei messa a ridere. Ah, ci disse pure mamma, ci disse che io era promessa sposa a Lenzino Travaglino. Brava. Per tutta risposta, io sei messa a ridere. Scommettevo che tu non ti mariti con questo Renzino Travaglino. Ma che fa scherzo, non scienza, ci disse. Non mi marito, avete gatte prove, io non pensato. Ti sorri, tu appartieni a me e a nessun altro ombre. Non ho capito. Dici che potete io solo, schifio. E nel frattempo mi aveva toccando, cacca, magari cacca. Ci stai venendo a tagliare la faccia. Mo no. Non vi preoccupate, vai, ci taglio e torno. Ti prego, Renzino, non fare pazzie. Dunque, cerchiamo di non perdere la testa e di ragionare. Veramente ci sarebbe una soluzione facile. E qua? E quale? Andare in un paese lontano, che facciano un termo a Palermo. Un non conosce e non conosce spagnolo. E dove maradate? Ma a mia soluzione facile non mi piacciono. Ma perché mamma, tu così bene soluzione facile? Molta da Penarello, molta. Bene, sì. Io nella mia vita ho combattuto con francesi, spagnoli e marocchini. Io ho vinto sempre. E allora? Vuole la guerra? E guerra sia. E allora che faccio? Ci vai a tagliare la faccia e torno? E torna. Torno, quanto ci posso stare? No, tu non torna, tu sei insurate fessaste, tu non ci dai la faccia a nudo. E allora che guerra è? Guerra fredda. Che significa? Molta da Panarella. Guerra chi catti. Chi gatti? Ah, e questo diamo a fare senatrice? Ma usavo giocare, mamma! Ah, se perché io, ma figlio? Oh, certo, che tutti e due, eh? Sì, tutti e due. Avete un cervello che non è buono, manco un panato con l'ova. Guerra chi catti, guerra legale. Come si fa? Guerra legale? Molta da Panarella. E cioè? Quello che ci serve per prima cosa è un consiglio legale. Ora vai, io mi faccio dare. Anzi, sapete che penso? Ora piglio di due capponi e ci porto all'avvocato. Sì, che stamattina che se ci arriva un tradimento. L'avvocato si tenuto c'è lo spagnolo e manda tutti a cantare Sincicciolo. Come un canuzzo bastoniato, Renzino resta senza picciato, ma c'è frate Cristoforo, uomo santo, gli ha moltito e ne passa lo scanto. ¿Dónde está la niña hermosa? ¿Dónde es la esposina? Hablo con vosotros, deficientes. I capelli su, deficiente, tu e sta parlando con te. ¿Dónde está la casa? ¡Cabrones! Io capisco, sono cabrone. E magari io. Lui a stavolta sta parlando con tutto il mondo.
Vosotros me muestran la casa, malditos. Scusa, signor, non potrebbe essere un tantinello più claro? ¿Dónde está esta Lucietta? Ah, ho capito, non ti sforzare a pensare che ti fa male, ti visto pure un medico, ho capito tutto. Dai, Golpeate la puerta. come? Tu puliate, c'hanno Non posso capire, ma se questo sa parlare italiano, perché non sto alla testa con spagnolo, tu sfuzzo, Non c'è nulla. Sicuro? Sicuro, non risponde di uno. Oh! Buenos días, padre. Io mai eccellenza rossissima. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos mirándose de los ojos como dos locos? Che roba sto non comprendo nada de nada. No comprende il padre. Come Perrone dice, ma che ma fare? Ma continuare a talare un tallocchi come ad un tontri? Bravo il mio bravo. Come esiste capire? Boh! ¿Y dónde va el mi hermoso y florido Doronio? Non ne vuoi andare, eccellenza, in chiesa. Sempre se Dio vuole. El Dios vuole, no se preocupe. Allora se Dio vuole io vi addosso. Un momentito, Sì, meditas. spero sappia quali sono suoi doveri. Ci mancasses. Adios. Adios. Adios! Come dissero ammazzare Cristo. Vosotros venite aquí, cabrones. Venite acá. Sì, signore! Ahora trovatemi subito la muchacha. Ho mato como dos cani roñosi. Claro, hombres rimbambidos. Claro, signore! Bueno, trabajando y aguantando. Sì, signor, sta ballando. E guardavo, non dubito, ma sei Sta guardando! ballando. Io vi disse annagatevi, ma non capite nada de nada. No, abbiamo comprendito. Abbiamo Comprendito tutto! Come cerchiamo? Ah, pensate, che mi puntate al mio. Oh, siamo fortunati. Sta arrivando Lucetta con tutta la famiglia. Don Rodriguez. Don Rodriguez. Don Rodriguez. El buen día a esta compañía hermosa. Che bella faccia tosta io vi. Muti e faceti parlare a mia. Ma deseo hablar con esa muchachita. Ma come ora con esa muchachita, Bossieri, non si può parlare. Insisto, padre. Desista, figlio, ¿Y por qué? perché avete fare. È vero, Sì, cammina in ciò. Sia benedica, tuo Rodriguez. Ossia benedica illustrissimo Don Rodriguez. E tu non hai di fare. No, calma stai. E allora, carissimo Don Rodriguez, ossia, volia parlare con Lucetta. ¿Seguro? Io invece devo parlare con Ossia. Usted debe hablar conmigo. Ecco,
E lo sa perché? Perché qualcuno sciuroso e malacondotta ha minacciato un povero curato per impedirgli di compiere il suo dovere. O capivo, una riva bestialità umana si facesse due risate ora, e dopo che si fa due risate mi dicesse che ne pensa. Io credo che voi siete un insolente. E chi ci caso io? Non è che fui io a fare scantare un parrino. Basta, ora ho parlato assai. Ah, sogno priato ogni tanto coscienza parla una lingua umana. Ah, così mi potevo capire meglio. E allora, siccome mi gusta essere claro, vi dico nella vostra lingua una cosa sola. Facetevi i caddi vostri. Oh, parla, comandante. Oh, che bello! Io non avrei nulla in contrario a raccogliere l'invito, ma come Vossignoria può vedere, c'hai un conto quest'anno. E perciò sono obbligato dal mio datore di lavoro a fare i caddi riti, i caddi ricisti, magari i caddi solo. Accorciamo i caddi di tutti. Insomma, che volete dire? Ma che me lasciate in pace. Chi è este hombre de mierda? Renzino Travaglino, sono il professor Porto. Oh, compatissi, eccellenza. Il lo zappaterra fa, e non sa ancora insegnato a stare seduto. Avessimo fatto buono, sarei venuto magari voi. Non posso, eccellenza, non posso, mi licenzia Come licenzia? il mio principale. Siete voi divertente, frate. A far sorridere, vero? Mi fa piacere. E allora, stimatissimo Don Rocibus, che facevo? Non comprendo. Ah, quando non ci conviene ripiglia con spagnolo. Non dico, ci vuole parlare o no? A cui? Alla sua coscienza. Ci arricissi una parghetta e a così, a sti picciotti, li facevo maritare tranquilli. Ma che state dicendo? A coscienza, una paroletta. Oh, frate, non mi facete incazzare. Se si incazza coscienza, oppure mi incazzo io, non si fa niente. Ma se solo si sentia iddo, allora su veramente cavoli amare. Da sopra come hanno ido. Ma cassuta, con suo permesso, padre querido, come hanno io. E io puedo todos. Ah no! Sentio il documana da sopra e cassotta. ¿Usted sabe cuánto vale su vida en este momento? ¿Cuánto la mierda de mi caballo? So come Italia pensava più picca. E ricorda sempre che io sono Don Rodrigo, Visconte di Mendoza, di Castiglia, di Siviglia, Tutti lo conoscono. Duca di Bronte e di Maletto, Marchese di Petrolia Soprana e Sottana. Buono, chi mi pigliano appunto. Mio padre fu il conquistador di Siviglia e mio nonno cadde nella famosa battaglia di Mendoza. Carino, Mendoza, poi si fusilò e continuò a scappare. Maldito! Ringrazia esto vestito perché ti ha salvato la vita oggi. Vámonos, muchachos! E allora, chi c'ha a contare al mio principale? All'inferno! No, con concorrenza è meglio una delizia che fare. Bravi, vamos, adios, frate! Bravi, che ti vende? Adios, frate, adios! Guarda, che chiamo.
signore. Qualche cosa facevo. Non ti preoccupare. Invece mi preoccupa, c'è questo. Hai l'impressione che chi è duri pannari. Pennasse io, buono pennasse. Io invece lo spingassi tutto, così si leva tutta la voglia di spacconi di ave. E io invece mi cucinassi a me. Chi da upin, l'altra cuspin, chi stu su conosci? Ma che io adulto sto cristiano? Ma io 2 anni volevo fare. E va bene. Allora, vedremo se ci potremo fare canali vari a studiare. Ora, pigli un appuntamento con Visco e sperando bene. Avanti, facetemi andare, che mi pare che capisci. State tranquilli, che la provvidenza non va a nulla. Provvidenza. Secondo me si scordò magari un stamo da casa. Certo che voi, per dare conforto, siete unica. Abbiate fede invece. Arrivederci, figli miei. Pace e bene. Pace e bene. Arrivederci, padre, arrivederci. Oh, carusi, venite qua. Se mi scusate a mia, tempo niente per risolvere questo problema. Meglio di fra Cristoforo, niente Visco. Ora, vi spiego come. Ci vogliono 2 testimoni, lesti, esperti, e poi si va una donna voglia. Dall'uomo dice, signor curato, questa è mia moglie. La donna dice, signor curato, questo è mio marito. Oh, ma mi raccomando, la da dire bello, forte e chiaro. Eh sì, perché o curato i testimoni l'hanno assente di buono. E dopodiché un matrimonio è bello e fatto. Sacro santo come se l'avesse celebrato lo Papa in persona. Ma come mai sta bella idea non ci viene a frate Cristoforo? Perché l'uomo in chiesa sono un poco contrari a queste cose. Ma se sono contrari, forse perché non sta bene, perché è peccato. Ma che, avanti, un modo, tu forza, spingere. Ma quale peccato? Ora stai in mio a pigliare 2 testimoni. Sì, va. oh, mi raccomando, la gente sbiglia, non passa amata. Va bene. Ciao Renzi. Molta da panaresa, molta. Guarda che facendo, tu sai di niente, io ora vai in tuo giardino, ci voglio una tagliata in tuo condato, vediamo se a Dine fece un uovo, avanti, forza. Meglio con te, almeno sfantasia una picca. E qua perché tu in tuo condato spantasì. Allora che dici, me ne vai all'opera? No, cammina con me, cammina, forza, cammina. Renzino cerca i testimoni che speranza che ciò la buoni e cerca di qua, cerca di là, ma la roba non ci sta. Allora con l'intapotia di Don Sareddo e Donna Pia, l'ubriachi sempre la cioma con la promessa di Paciola. Di tapotia, Don Abbondio, mesce alliciato e rubicondo. Vino amaro, teno lugaro, pane e vino rinforza lo stino. Pane fa panza, carne fa carne, vino fa danza. È verdad, un campavetto si fa. Ora voglio, padre, ho visto veramente. E ma da voi, siete la moglie, meglio solo che mal accompagnato. In bella macchina ti scappa da bocca, che tutte parole svergognate. Mi sento appuntato.
Siete toppato? No, voi siete tuffati tutti i miei diti. Ma che state moriando? Mi sento tuppato. Ah! Ma mangia tu gagliuno. Dove a te? I canusciu, i vocci dubbi attenti. Proprio dove l'hai visto? Sì, due va. Dopo c'è, guarda. Ossia benedica Don Abbondio. Io devo accompagnare un pastore con una canna. Lui non lo può accompagnare, perché se stariamo voi? Già siamo che è meglio. Oh, e grazie di tutto, signor curato, grazie di tutto. Ve saluto perpetuo. E mi raccomando, tenetelo sempre a cura il nostro Don Abbondio, prima che casca malato. Agnese, quale malato? Io avevo solo una picca del malazzo di stomaco. Ma ora io ci faccio una chicchetta d'acqua bugliuta. Tra l'acqua bugliuta facci fare un bagno. Certo, io ho un compagno. Sì, buonanotte, buonanotte, camminare. Ma voi erano lì? Ma che proprio erano? Lucetta, questo, ma sì. Agnesi, e chi è un vino mangiavo cervello? Agnese e Lucetta, e cosa? Lucetta, chi da che stava a maritare con e camarati, che hanno fatto una poco d'acqua. Barcollo. Ma siete sicuri che erano Agnese e Lucetta? Ciao, sei vincia! Stasera e basta, vostro non c'è fuori. Avete ragione! E certo che hai ragione. Spicciate, acchiarate qua sopra! Anchiarate e basta, ma si sempre. Venite con me. Torno subito. Di preciso. Che affare? Come fare che stiamo con matrimoni, no? Ah, e cosa marita? Ma come questo marito? Renzino e Lucetta. Ora ho capito. Ma con cosa marita? Ma voi? Ma come voi? Renzino e Lucetta, no? Caso. Sei pronta? Stai, io sono come una foggia. Guardate che facevo. Ecco, guardate che facevo. Mi non facciamo caso. Appena vedo la rava volta, cercavo magari mi auto. Oh, mi raccomando, a essere una cosa lesta. Nibbio, vedi che fai. Tu pulisci, tu sai che non ci arrivi. Io sogno Nibbio! Pari più poi! Il mio scannapiede! Muto, bestia, muto! No, ma quanto siete? Niente, vieni qua, un amico, per fare una compagnia. Ah, ma tu puoi fare una compagnia mia? Tipo, ma siete imbriachi magari voi? Ma quale compagnia? Devo parlare con Don Abbondio.
Un Don Abbondio, a stura. Che è Arturo? E c'è uno, anzi due, che dice che vanno a parlare. Arturo, guarda che fai? C'è un ciclo d'acqua. Ora di più bagliolo. Veramente Rino perché hai un debito di soldi, di piccolo, con Don Abbondio. E poi ci buttai un bello fiaschino, Don Giuseppino, che faceva campagna. Sta rovino. Dici che hanno un debito di soldi e possono pagare ora subito. E ci devo tutta. No, scendiamo sopra. Ora sì, eccolo. Spingi. E chi è tutta questa gente che cagnolite? Oh madonna mia, lasciatemi stare, Don Abbondio. Idilino, cosa Guardate, non fai salta. Oh, non facete buce, scusate, forza spiccio, dove Procurato, ci presenta mia moglie. Ma che- No, questa è mia moglie. Ma il vicino di casa, per ferma, tradimento, altro tradimento. Signor curato, questo è... questo è... No, non sbagliare quella... Signor curato, ma E non mi lasciare in pace, andate via. No, mi diritte. Ma io dico cose che si fanno, visti? Pigliare un po' curato, un tuo sonno. Gente senza timore di Dio. Gente senza timone di Dio. Timori, questi ho visto i chiaroni. Vado a scusare. Però che vicini affettuosi, premurosi, figliono tutti a dare una mano d'aiuto. Uno disse magari muore. Gli sciuzzi.